Ferro Team, sono Giada Cicuto e io e Mario stasera ci troviamo alle Torri di Quarte Solo al pub The Big per la 8ª tappa di Miss Reginetta d'Italia. Dietro di me potete vedere un po' delle concorrenti che stasera sfileranno e tra poco andremo a intervistarle. Siamo qui con Edith. Edith, è la prima volta che partecipi? Sì, è la prima volta. Ti senti un po' agitata? Abbastanza. Non è da tutti i giorni. No. Ed è un'esperienza nuova e poi è ad un'età diversa Sì, da hai un'età ragione. di ragazzine, insomma, e quindi è un'esperienza abbastanza importante visto fatta a questa età. È vero. Beh, ma siamo sicuri che andrà molto molto bene, anche perché, se possiamo dirlo, sei molto molto bella. Grazie, detto da una ragazza poi giovane come te è un grande complimento, veramente. No, è un dato di fatto. Grazie, Così. grazie. Beh, senti, ti vedremo dopo allora? Sì, Ti lasciamo andarti a preparare. sì, va bene? E niente, dai, ci salutiamo e dopo ti vedremo più bella ancora perché sarai in abito da sera. Certo, anche l'abito da sera, sì. E allora a dopo. Grazie mille. Grazie. Siamo qui con Alessia. Ciao Alessia. Ciao. Noi ci siamo viste qualche tempo fa. Sei agitata? Come l'altra volta? No, dai, stasera sono più tranquilla. Sì. Non è la prima volta, vero, che partecipi a questo concorso? No, ho fatto anche la selezione scorsa. Ti sei divertita in quell'occasione, vero? Sì, molto. Per stasera quante siete? Lo sai più o meno? Allora so che comprese anche tutte le over siamo, mi sembra, 42. Beh, una Quindi- bella serata, verrà fuori Sì, una bella bellissima lunga. sfilata lunga. Quanti cambi ci saranno? Abbiamo l'uscita in votata con il costume e l'abito elegante. Poi penso ci sia anche un'uscita con dei costumi di una stilista. Ah, ok. Beh, non vediamo l'ora di vederti e ti lasciamo andare a prepararti. Grazie. Grazie a te. Ora ci troviamo con Vanessa. Ciao Vanessa. Salve. Ciao. Senti, è la prima volta che partecipi a questo concorso? Sì, Sei agitata? tanto di la verità. Tanto? Sì. Di cosa sei preoccupata di più? Di quale uscita? Di quella in costume. Sì? Sì. Diciamo che il mio fisico non è uno di quelli più perfetti, ma Vabbè dai, ma siamo sicuri che andrà benissimo. speriamo. Ma dai, hai un po' di persone davanti da quello che vedo perché sei la numero 20, quindi Sì. hai un po' di tempo per prepararti. Allora, niente, ci vediamo più tardi e ti facciamo un grande in bocca al lupo, così magari si eleva un po' l'ansia Elevi e un po'. non vediamo l'ora di vederti dopo. Grazie mille. Grazie a te. Siamo qui con Chiara. Chiara, è la prima volta che partecipi con questo concorso? No, ho partecipato anche lo scorso anno e ho vinto la selezione online il mese scorso. Infatti volevamo chiederti che cosa rappresentasse questa fascia che porti meravigliosamente. Grazie, abbiamo fatto una selezione online e sono stata la miss più votata. Beh, benissimo. Sei agitata per stasera? No, dai, ormai sono un po' abituata. Fai sfilate anche con tua figlia, vero? Sì, quando viene a volte sfiliamo insieme. Stasera non c'è però. Stasera non c'è. E allora la scena è tutta tua? Esatto. Senti, non vediamo l'ora di vederti più tardi. Grazie. E niente, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie a te. Michela, tu hai già partecipato a questo concorso? No, in questo concorso è la prima volta che partecipo. Sei un po' agitata? Un pochino, c'è sempre un po' di agitazione, poi quando inizi la tua sfilata ovviamente Sparisce tutto. E prende l'emozione del momento. Esatto, e va bene esatto, così. c'è sempre adrenalina comunque. Quante uscite fate? Noi facciamo 2 uscite in concorso, più una terza con lo sponsor. Qual è quella che attendi di più? Ovviamente l'elegante. L'elegante. Certo. È quello un po' più atteso da tutte, effettivamente. Senti, va bene, ti lasciamo andare a prepararti e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Speriamo che vada molto bene questa serata. Speriamo soprattutto di divertirci. Assolutamente, quella è la cosa più importante. Ti ringrazio. Grazie Ciao. a te. Ciao.
Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, adesso siamo qua con Gianluca, lui farà parte della giuria. Gianluca, di più tranquillo. va bene, benissimo. Senti, ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. Grazie del tuo tempo e ci vediamo dopo qua in giuria. Assolutamente. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao. Siamo ora qui con Nicola, un ospite importantissimo, è uscito da pochissimo da un programma molto conosciuto qua in Italia, da Uomini e Donne. Nicola, vuoi raccontarci un po' com'è stata la tua esperienza? Certo, ciao intanto. Ciao. Allora, sicuramente è un'esperienza meravigliosa, perché comunque sei in uno studio televisivo, poi Maria è la televisione. Quando arriva la prima volta, quando è scesa, io poi ero sotto lì in prima fila, ti tremano le gambe solo quando passa. Immagino. Poi sì, che però deve lo essere- staff e tutti ti mettono a loro agio, la redazione, sono tutti straordinari. Il mio percorso si è interrotto perché poi c'è stato un problema di Covid. Sì. Anche io ho preso il Covid e poi ho una gelateria in centro a Vicenza. ok.
e quindi ero da solo, facevo fatica a ritornare. Nel frattempo le persone che io stavo corteggiando, anche loro sono andati via, non ci potevamo spostare fino ad arrivare alle oggi. ultime puntate di Uomini e Donne, dove c'è stato un po' di diatriba tra me, Riccardo, Roberta, Ida, e sembrerebbe che magari a settembre Tu possa ritornare. vediamo, non ti dico niente, però C'è questa qualcosa, possibilità, sì. ci lasci con questa polina, insomma. Diciamo che io ero andato per Ida in trasmissione, io pensavo di trovare Ida, Sì? invece poi la prima che mi ha chiesto di uscire è stata Roberta Ok. e poi Ida non è ritornata più. Poi è tornato Riccardo, poi è tornata Ida, ma non c'ero io. Quindi diciamo che ci stiamo rincorrendo. Ci state, esatto. Ok, vediamo a settembre cosa succede. Ma adesso che sei tornato e hai avuto questo screzio, insomma, ci vuoi raccontare qualcosa? Diciamo Tanto che è uscito su tutti i giornali, quindi è una cosa che puoi dire. È successo, io ho rilasciato un'intervista. Io non ho mai rilasciato interviste dopo di Uomini e Donne, ne ho rilasciato una perché mi accusavano di essere andato con una ragazza che non era vero. Ok. E quindi per la prima volta ho raccontato la mia verità. E poi mi hanno chiesto cosa ne pensi di Riccardo e Roberta, ma io lo dissi già in trasmissione che erano bugiardi, infatti poi si è Si visto sono che erano già organizzati, lasciati. eccetera. E che ho ribadito il concetto che, avendo rivisto Ida in trasmissione, penso che Ida sia la persona Che tu vuoi che corteggiare. secondo me avrei corteggiato lì, a differenza di tante altre che poi ho corteggiato, ma una settimana e finivano lì, no? Ok. Perché volevo proprio Ida. Quindi Sì. se a settembre Lei torna e io posso con il lavoro, più che volentieri, Vediamo. insomma, quindi ti rivedremo, dai, più o meno forse, mettiamola così. ecco dai. Speriamo di sì. Senti, tu presenterai tutta stasera? Io sarò qua in giuria, immagino, insieme a Gianluca. Benissimo. E poi basta, ci vediamo, ci godiamo la serata e vediamo come va. Ho visto tante belle ragazze prima Sì. quando camminavo. Hai già sbirciato, eh? Sì. Sì, Beh, sì. settembre ancora è lontano, fino a Sì, settembre. puoi sbirciare quanto vuoi. È vero. È verissimo, è verissimo. Beh, grazie mille Grazie di a averci voi, concesso ragazzi. questa intervista e Grazie ci a vediamo voi. dopo qua in giuria allora. Molto volentieri. Grazie. Allora dopo. Ciao. Ciao. Bene, le categorie delle nostre ore di passerella sono le Junior dai 30 ai 40 anni, Lady dai 41 ai 50 anni e le Senior dai 51 ai 60 anni. Applauso alle nostre Miss.
Ed ecco finché che andiamo a chiudere la categoria Over Senior. Un applauso a tutte le nostre miss. Ed ora finché le nostre miss si preparano per uscire in eleganza, un applauso e andiamo ora con le nostre miss Reginetta, con l'elegante e la numero 1, la Emily Cuoso.
Ed ora con un applauso per le nostre miss che vestiranno in elegante per Gorica Stelanovic. sull'etica sociale e si ispira allo slow fashion e soprattutto collabora con le donne gandesi in modo da responsabilizzare sempre di più, anche cercando di migliorare le loro situazioni sociali. Oggi Ebony by Bernis non è
per i costumi da bagno, ma anche accessori come kimono, pareo, mascherine protettive. Ora vi presentiamo la collezione Style Station costumi da bagno pacche mano. Anthony by Dennis. Ebony by Dennis, tessuti colorati, tessuti per l'estate.
di Big per l'ottava tappa, che ovviamente è stata presentata dalla nostra Rosy Pasotti, Pozzato Pasotti, scusami, il doppio cognome è difficile. Volevo ricordarvi che Rosy Pasotti è la nostra missore, reginetta over senior, e ha vinto nel 2020 e ovviamente il concorso anche per il 2021. Adesso la vediamo sfilare. Vuoi dire qualcosa? È sempre un'emozione la passerella e chissà, magari anche nel 2021 ci riproviamo. Anche perché lavorare con Luciano Reis è sempre un gran piacere, quindi per primo divertimento poi tutto il resto. Un applauso a Gianluca Panullo! Ed ora le nostre Miss Reginette, ci prepariamo per la premiazione, quindi tutte qui con noi. Sono tutte schierate le nostre bellissime Miss e partiremo con le fasce sponsor. Premierà per Miss la fascia è la New Cars con la numero 9, Nicole Olivetto. Ed ora avremo qui Mirko con la fascia The Big, sponsor The Big. Ecco Mirko, faccio il prego alla pista e Mirko premierà la fascia con The Big, la numero 17, Giulia Pizzolato. Eccolo qua. Ed ora Gorica per la fascia Castelli di Tumadia, che andrà a premiare la numero 5, Valentina Madri. Ed ora Laura Celli, Laura, con la fascia Acer Race, che premierà la numero 15, Marta Tagliaferro.
fasce ufficiali. A premiare sarà Luciano Leis. Andrà a premiare la terza classificata, che porta il numero 12, Maria Rizzolo. Vedo la Monica Antoniti, che andrà a premiare la seconda classificata, che porta il numero 13, Claudia Cavaliere. Ed ora a premiare sarà Antonella Cozza e Gianluca Parullo per la prima classificata. Sostanza al numero 16, Alessia Verdi. Alessia Alberti, abbiamo un altro premio per te. Sarà sempre Gianluca. Abbiamo i fiori. Abbiamo anche un omaggio da Fioreria da Maria. Lei si trova in via Adige 6, dal conto di Filippo Vicentino. Ringraziamo Roberto per i fiori e anche la sponsor Zoris. Bene, noi adesso lasciamo andare le nostre miss per far entrare le nostre over junior. Per la premiazione, di cui verrà da Antonella Cozza per la seconda classificata. Che porta il numero, la miss con il numero 23, Anna Maria Bandera.
La coroncina la facciamo indossare da Monica. La prima classificata che porta il numero 21, Irima Dogliuti. Formaggio floreale di Bordo Floricoltura Massignani da Maria. Concediamo le nostre junior e invitiamo qui davanti a noi le nostre over 20. Qui a premiare Gorica con la fascia Castelli Sammaria, che andrà a premiare la terza classificata, che porta il numero 32, Chiara Sacomandi. Dopo devi interessare tutte le persone. Andiamo via sulle 4 Ed ora a premiare Mirko. 28, Gloria Rosa. Ed ora a premiare la prima classificata, Gianluca Panullo e Francesca.
una premiata, è arrivata seconda. Anna Maria, come ti senti? Sono molto emozionata e sono molto contenta. Ti sei divertita? Moltissimo. Era la tua prima volta? Allora, è la seconda volta che ho partecipato e la mia prima volta che vinco. Beh, siamo contentissimi, ti abbiamo vista bella spigliata, hai fatto delle bellissime passerelle. Qual è stata la più difficile? Davanti alla giuria, giustamente. Davanti alla giuria. Esatto. Invece con gli abiti, col costume, ti sei trovata bene? Benissimo, non ho problemi. No, non eri imbarazzata? No, no, assolutamente Beh, no. benissimo così, anche perché almeno l'hai fatta tutta liscia. Esatto. Va benissimo, ti lasciamo andare a fare le foto e complimentoni. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Siamo con Irina, lei ha vinto il primo premio. Irina, di che categoria eri? Ero nella categoria junior. Sei arrivata prima, ti sei divertita? Davvero tantissimo, sono davvero molto emozionata, non me l'aspettavo e devo dire che ogni volta che partecipo qua proprio mi sento una vera principessa, davvero, grazie. Oh, guarda, sei stata una principessa, Grazie, infatti grazie. hai vinto. Non ci credo ancora, davvero sono molto emozionata. Immagino, sì. Non era la tua prima volta quindi in questo concorso? No, l'anno scorso sono arrivata anche nelle nazionali. Quindi sono stata 5 giorni a Canciano, veramente un'esperienza bellissima. E speriamo che anche quest'anno porti fortuna. Sicuramente vedrai che andrà benissimo. Speriamo. Quindi noi ti facciamo anche un in bocca al lupo. Grazie, per crepi lupo. la finale e ti lasciamo andare a fare le foto perché adesso insomma sei diventata la star di stasera. Sì, dai, sono contenta, davvero, grazie. Grazie a te. Ti auguro una buona serata e alla prossima. Alla prossima. Siamo con Madrilena, lei ha vinto il primo premio. Di che categoria eri? Sono della categoria over senior. Ti sei divertita? Sì, tantissimo, è sempre una grande emozione. Era la prima volta che partecipavi? No, ho partecipato altre volte e comunque sempre una forte emozione arrivare tra le prime e avere anche la corona ancora di più. E immagino sì che sia un momento di felicità assurda. E come ti senti adesso? Sei agitata ancora? No, sono molto felice e rilassata e contentissima. Te lo aspettavi? Sinceramente ho avuto dei dubbi perché c'erano tante belle ragazze, definisco ragazze perché siamo comunque ragazze anche noi. È vero. E che meritavano comunque. Noi ti facciamo un sacco di complimenti. Grazie. Hai fatto una bellissima sfilata. Grazie. E volevo chiederti qual è stata quella più difficile, quella un po' più emozionante? Sinceramente quella che è stata un po' più emozionante è quella con l'abito lungo, con l'abito che porto, perché è comunque un abito che esula dal nostro quotidiano, che ci fa sentire principesse un po'. È vero. E anche molto donne. Verissimo, hai ragione, hai proprio ragione. Senti, ti ringraziamo tanto di averci concesso questo tempo e ti lasciamo tornare a brillare come star di questa sera e a fare tutte le foto del caso. Grazie. Grazie a te. Buona serata a tutti, grazie. Grazie. Siamo con Elisabetta, anche lei ha vinto il primo posto. Elisabetta, di che categoria eri? Non ho capito, scusa? Di che categoria eri? Ero una lady over. Sei divertita? Oltre che divertita, mi sento anche emozionatissima perché è la prima volta che prendo il primo posto, la coroncina, e devo essere sincera, la dedico alla mia famiglia. Spero mi stiano guardando, la dedico proprio alla mia famiglia. Ma è una cosa bellissima. Grazie. Era la prima volta che partecipavi? No, è la terza volta che partecipo, ho sempre partecipato ma con scarsi risultati. Questa volta è capitato. Hai brillato. Ho brillato. Beh, guarda, hai fatto una bellissima sfilata, ti abbiamo visto. Grazie. Avrai modo anche di rivederti tu con il filmato che abbiamo fatto. Va bene, grazie. E qual è stata la sfilata che ti ha emozionato di più? La sfilata di stasera dici? Sì. Beh, qual è uscita? L'uscita elegante, perché l'abito elegante, se una persona è già di per sé
fine, l'abito elegante la potenzia al massimo. La rispecchia proprio. Rispecchia proprio, sì. Beh, siamo contentissimi di vederti così, hai una luce straordinaria. Grazie, mi sono commossa veramente. Abbiamo visto che sei rimasta quando ho detto il tuo nome perché non te lo aspettavi, non me l'aspettavo, immagino. no. Guarda, ti lasciamo fare le foto del caso e Va ti bene. lasciamo tornare al pubblico. Grazie mille di averci concesso questo tempo. Ti ringrazio, e ringrazio goditi tutta voi. questa serata. In bocca al lupo per le prossime. Crepi, grazie infinite. Grazie a te. Buona serata a voi, grazie. Siamo con Alessia, l'abbiamo vista anche prima ed era agitatina. Alessia, adesso? Adesso sono tranquilla e contenta. Beh, immaginiamo. Come ti sei sentita quando hai sentito pronunciare il tuo nome? Non me l'aspettavo, ero un po' agitata. Poi sono stata contentissima. Beh, hai fatto una passerella fantastica, dopo avrai modo anche di rivederti nel video. Grazie. Ma qual è stata la sfilata di stasera che ti ha emozionato di più? Uscita in abito elegante. Anche tu? Come mai? Perché non so. Perché mi trovo bene a fare l'uscita in abito, è una È cosa. il tuo mondo. Sì. È il tuo posto. Esatto. Meglio forse. Beh, guarda, ti facciamo un sacco di auguri, un in bocca al lupo grandissimo, anche per le prossime, perché poi arriverai alla finale. E quindi niente, complimenti. Grazie mille, grazie. A te. Grazie. Beh, che dire, amici di Girifero Team, si è conclusa anche questa serata. Vi abbiamo presentato le ragazze che sono arrivate prime e niente, è andato tutto benissimo. Sono state tutte bravissime, auguriamo a tutte un grandissimo in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Un bacione!